Bentornati nella cucina di casa mia, la cucina di Pippi. Oggi andiamo a preparare insieme un dolce della tradizione sarda, sosa maretones. Vedrete semplicissimi ingredienti ma anche facilissimo da realizzare. E devo dire che nel mio canale YouTube ho anche altre ricette della tradizione sarda e per questo vi invito ad iscrivervi per non perdervi nulla di quello che pubblicherò. Adesso andiamo a vedere tutti gli ingredienti che ci occorrono per preparare la ricetta dei sosamaretones. Eccomi qui, cari amici, ad elencarvi tutti gli ingredienti che ci occorrono per preparare questi buonissimi dolcetti, sosamaretones precisamente. Naturalmente state tranquilli, io vi lascerò sotto nell'info box tutto l'elenco degli ingredienti, così quando volete andate a consultarlo. Faremo un impasto piccolo di 300 grammi. Sono 300 grammi di mandorle, di cui 280 dolci e 20 grammi di quelle amare. Le trovate le amare a comprarle nei negozi specializzati, però nel caso voi non le troviate mettete tutto in purezza, solo mandorle dolci, non fa niente. Se ci sono quelle amare il gusto sarà un po' diverso, d'altra parte di un amaretto stiamo parlando. Poi cosa ci serve? Lo zucchero naturalmente, 300 grammi. Ricordate che un etto di zucchero per un etto di mandorle, quindi non c'è neanche da sbagliare. Le uova saranno 3, però useremo solo gli albumi per gli amareti, ricordatevi. Vi rimarranno i tuorli, ma sono sicura che voi li utilizzerete, per esempio, per fare un dolce che vi piace, oppure anche per una semplice crema pasticcera. Anzi, appena posso farò anche il mio video su YouTube per farvi vedere la mia crema pasticcera. Poi ancora il limone, non può mancare, ricordatevi, il limone biologico, non trattato, grattugiato, ed è questo non trattato è importantissimo. Poi per le rifiniture vedete le ciliegine candite, guardate che belli, i colori sono meravigliosi, verdi e rosse, praticamente anche intonati per esempio al periodo natalizio che io li sto facendo adesso in questo preciso periodo. In alternativa potete mettere semplicemente una mandorla così bianca pelata. Poi qui vedete che ho ancora dello zucchero. Per cosa ci servirà? Ci servirà alla fine, quando noi formeremo i dolcetti, prima di passarli per mettere nel forno a cuocerli, noi le passeremo ad una nello zucchero semolato. E allora andiamo subito a preparare l'impasto dei sosamaretones. Allora iniziamo l'impasto. Mettiamo le mandorle, giriamo un pochino e aggiungiamo subito lo zucchero. Iniziamo. Amalgamiamo bene. Aggiungiamo anche il limone grattugiato, pochissimi ingredienti come vedete. Andiamo a mettere gli albumi. Li tagliamo così, semplicemente con una forchetta. E iniziamo a metterli al centro così. Mettiamoli tutti. Gli albumi sono uno per ogni etto di farina. Spesso però dipende anche dalle uova, dagli albumi, dall'uovo se per esempio l'albume ha troppo albume, quindi bisogna un po' stare attenti. Magari ne dovremo aggiungere anche un altro po' di albume, ma generalmente un albume per ogni etto di farina va bene. Cerchiamo di amalgamarlo bene, di inserirlo bene. E fra un po' useremo la mano. A questo punto mettiamo dentro la mano e giriamo così. Cerchiamo di prendere tutte le mandorle, sotto non ne devono rimanere, e amalgamarle bene all'impasto. Nel caso l'impasto dovesse venire un po' duro, un po' duretto, vedete, non bisogna aggiungere un altro albume perché altrimenti verrà troppo molle. Al limite mettiamo un po' nelle dita, ci bagniamo le dita, la mano con un po' di liquore, per esempio un liquore bianco, può essere la sambuca, ecco il maraschino, e
Lo mettiamo così per ammorbidirlo un pochino, però questo impasto va già bene perché io me ne accorgo. Sentite, deve essere, vedete, un po' appiccicaticcio. Vedete, l'impasto è bello, ben amalgamato, non è né duro e né troppo molle. Quindi noi qui non aggiungiamo nient'altro. Aggiungendo un altro po' di albume sicuramente sarebbe troppo, quindi è perfetto, un albume per ogni etto di farina. Adesso lo proviamo anche, un po' appiccicaticcio perché così deve essere. Formiamo un dolcetto, vediamo come viene. Eccolo qui, va benissimo proprio, vedete? A questo punto lo mettiamo in frigo a riposare per almeno un'ora. La verità, questo tipo di dolce adesso fa farlo anche subito, formarli anche subito i dolcetti, però io vi consiglio, come faccio sempre io, di metterlo in frigorifero almeno per un'ora. Nel frattempo iniziamo a preparare le ciliegine candite. Allora, guardate, le potete mettere anche tutte intere, però sono troppo grandi, non ve le consiglio. Io sempre le taglio in due, così, e vengono benissimo, rimangono bombate. Eccole qui, guardate che belline che sono. Così, esattamente in due. Ecco, vedete amici, è arrivato il momento di formare i nostri dolcetti. Vi aiutate con un cucchiaio, vedete? Media, tipo una noce. Li potete fare anche più piccoli, come volete voi, però una noce è perfetta. Lo girate così, tipo una polpetta. Niente di difficile, vedete? Tonda. E andiamo a appoggiarla in un contenitore con dello zucchero semolato. Le facciamo così, vedete? Deve essere il dolcetto ben pieno, eh? A questo punto andiamo, lo prendiamo delicatamente e lo poggiamo sulla leccarda. Allora vedete, ho già iniziato, continuiamo con il finale dei dolcetti, dobbiamo mettere la frutta candita. La mettiamo sopra, al centro possibilmente, e facciamo col dito una leggera pressione, leggera. Andiamo allora adesso a metterli in forno, forno statico a circa 170 gradi per 20-25 minuti. Quando vedete che si colorano e si formano delle piccole crepe in superficie, vuol dire che l'amaretto è pronto. Andiamo a metterli in forno allora. Eccomi qui, amici, con i dolcetti finiti. Non vedete, non trovate che siano bellissimi anche da vedere, ma anche sono tanto tanto buoni. Come avete visto, sono facilissimi da realizzare, quindi provate, anzi voglio vedere le vostre ricette anche. E se avete avuto piacere per questa ricetta che vi ho presentato, lasciatemi anche un like. Vi invito anche ad iscrivervi al mio canale YouTube, attivare la campanella per non perdere mai niente dei filmati, delle ricettine che vi farò in seguito. Vi aspetto allora alla prossima ricetta. Ciao a tutti!